Torna a riunirsi domani la Commissione Finanze dell'Ars, all'ordine del giorno il maxiemendamento del Governo che dovrebbe sostituire il precedente progetto di finanziaria regionale licenziato dalla stessa Commissione per l'Aula. Il nuovo testo, molto sintetico, comprende in tutto 9 articoli, ma non è difficile ritenere, considerato che la disponibilità dei fondi è piuttosto limitata, che saranno apportate ulteriori riduzioni. Ai lavori parteciperà insieme con l'assessore all'economia Gaetano Armao anche il presidente della regione Lombardo. Sulla finanziaria, ha detto il presidente, bisogna far quadrare i conti, ci sono stati troppi tira e molla in commissione e l'assessore Armao è stato usato dai deputati come un jukebox. Se sarà necessario fare un taglio orizzontale sulla spesa, ha aggiunto, per evitare che i 300 milioni siano coperti da un'eventuale dubitabile valorizzazione del patrimonio immobiliare, tagliamo questa voce e poi se ne parla. Ma le entrate che il commissario dello Stato ritiene di difficile documentazione sono più di 300 milioni citati da Lombardo. C'è la volontà, ha dichiarato in proposito il presidente della regione, di concordare le cose con i capigruppo di maggioranza e opposizione. In pratica si vuole costruire un bilancio e una finanziaria che stiano in piedi, che pareggino entrate e uscite e che con il taglio delle spese e con qualche aumento decente dei canoni di concessione, attualmente vergognosamente bassi, prevedano misure per lo sviluppo e per la crescita che, come spesso capita, non costano niente. Il proposito comunque è quello di venire al voto prima di fine mese e sarà un momento di verifica politica di tenuta della maggioranza dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi seguite alla vicenda giudiziaria che ha investito il presidente. I vari segnali dei giorni scorsi sembrano tuttavia univoci, anche la maggioranza del PD dovrebbe trovarsi unita nel confermare il sostegno all'esecutivo. Anche le dichiarazioni del governatore nelle ultime 2 conferenze stampa in occasione degli auguri pasquali confermano il buono stato di salute della coalizione, quindi gli ottimi rapporti tra i partner senza alcuna incriminazione anche dopo le ultime novità.